Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Beati quelli che ascoltano la parola di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Gesù Cristo è giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di Te, perché nella serenità del corpo e dello spirito possiamo dedicarci liberamente al Tuo servizio, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Nella sapienza c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, senza macchia, schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto, libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, tranquillo, che può tutto e tutto controlla, che penetra attraverso tutti gli spiriti intelligenti, puri, anche i più sottili. La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento, per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. È effluvio della potenza di Dio, emanazione genuina della gloria dell'Onnipotente. Per questo nulla di contaminato penetra in essa. È riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio e immagine della sua bontà. Sebbene unica, può tutto, pur rimanendo se stessa tutto rinnova
e attraverso i secoli, passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti. Dio, infatti, non ama se non chi vive con la sapienza. Ella in realtà è più radiosa del sole e supera ogni costellazione. Paragonata alla luce risulta più luminosa. A questa, infatti, succede la notte, ma la malvagità non prevale sulla sapienza. La sapienza si estende vigorosa da un'estremità all'altra e governa a meraviglia l'universo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La tua parola, Signore, è stabile per sempre. La tua parola, Signore, è stabile per sempre. Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. La tua fedeltà di generazione in generazione hai fondato la terra ed essa è salda. La tua parola, Signore, è stabile per sempre. Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino a oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. La tua parola, Signore, è stabile per sempre. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti, che io possa vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi. La tua parola, Signore, è stabile per sempre. Alleluia, 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 alleluia. Io sono la vite e voi i tralci, dice il Signore. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei domandarono a Gesù: quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui oppure eccolo là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi. Disse poi ai discepoli: verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno eccolo là oppure eccolo qui. Non andateci, non seguiteli, perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Parola del Signore. Una pagina che può sconcertare un po', questa che ci sorprende. Gesù dice chiaramente: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, il regno di Dio è in mezzo a voi. Noi siamo portati, come molte persone a volte, a cercare invece un segno evidente della presenza di Dio, da gente che va a caccia un po' del miracoloso, del segno dal cielo, direbbe questa pagina del Vangelo. Ecco, Gesù ci dice: il regno di Dio non fa rumore, non arriva con effetti speciali, non si impone, non si fa annunciare con trombe. Il regno, dice Gesù, è già qui. Che cos'è il regno di Dio innanzitutto? Il regno di Dio è il nuovo stile di vita inaugurato dalla
presenza di Gesù, dall'accoglienza di Gesù, figlio di Dio, che ci fa in Lui figli del Padre. Allora è sentire, vivere alla presenza di un Dio che è Padre, sentirci nel profondo figli amati e per questo con i nostri simili, col nostro prossimo, vivere da fratelli. Questo è lo spazio dove Dio regna. In questo modo Dio si fa strada e incominciava già in Gesù questa trasformazione del mondo, soltanto che sfuggiva agli occhi di chi cercava invece, alzando gli occhi al cielo, qualcosa di luminoso, di evidente, di potente, di maestoso. Ecco, Gesù invece era una presenza discreta fin dalla sua nascita, per non parlare poi della morte. Ecco, qualcosa di fronte al quale si poteva vivere distratti o addirittura, come dire, confusi, scandalizzati, tanto da volgere gli occhi da un'altra parte e quindi non accogliere questa presenza. Ecco, carissimi, la buona notizia non è tanto che Dio arriverà, la buona notizia è che c'è già Dio e è più vicino di quello che immaginiamo, è dentro la nostra vita, nei gesti quotidiani, nei volti che incontriamo, anche nei momenti che vorremmo scartare, nelle presenze, nelle persone che magari ci possono alle volte disturbare. Ecco, il regno di Dio parla, cammina anche attraverso tutte queste cose, in questo giorno, in queste ore. Il Signore Gesù è vicino. Allora occorre davvero prendere sul serio il tempo presente che ci è dato, smettere di dire o di pensare un giorno cambierà, un giorno finalmente Dio mi dirà. Cominciamo a dire oggi Dio è qui, come alla fine del Vangelo ci viene proclamata parola del Signore. Questa che abbiamo ascoltato è la parola del Signore per noi oggi. Dio è già all'opera, Dio già sta parlando. Allora, fratelli e sorelle, ecco, che il Signore ci dia, ravvivi il nostro spirito attraverso la sua presenza, possiamo davvero aprire gli occhi, accogliere questa presenza del Signore nella nostra vita, vederlo, ci dia anche mani operose per dare concretezza e credibilità anche a questa pagina del Vangelo. Così sia.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle nostre mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Padre, volgi benevolo il tuo sguardo su queste offerte, perché celebrando nel mistero la passione del tuo Figlio, vi aderiamo con amore fedele, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Santo, Santo. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio e il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome e sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Giuseppe, Diana, Mario e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza, la gloria in sé. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa
e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Io son la vite, voi siete i tralci, restate in me, porterete frutto. Preghiamo. Nutriti dei tuoi santi doni, ti rendiamo grazie, Signore, e imploriamo la tua misericordia per il tuo Spirito comunicato a noi in questi sacramenti, ci sia data la grazia di rimanere fedeli nel tuo servizio, per Cristo nostro Signore. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa, per intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo Spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Giovane donna, 165. Giovane donna, attesa dell'umanità,
Se prendo 3 pezzi, il terzo pezzo lo pago €1. È da pazzi! No, è da Nico Abbigliamento Calzature. Fino al 17 novembre acquista 3 articoli. Il meno caro lo paghi solo €1. Solo €1! Pazzesco! Ogni 3 pezzi, il meno caro lo paghi €1. Solo da Nico Abbigliamento Calzature e su nico.it fino al 17 novembre. Una fiera, 100 fiere. Pordenone Fiere. Produciamo da sempre i migliori articoli per i tuoi sogni. Il tupper è parte integrante del nostro letto. Ampia gamma confezionata con materiali di ogni caratteristica. Da Fedars col calore, il tessuto cambia colore. Materassi a molle o schiumati per uso privato, turistico o assistenziale. Nelle versioni anallergiche, spoderabili, lavabili, anche su misura. Guanciali e biancheria, prodotta soprattutto con materiali senza impatto ambientale. Reti ortopediche motorizzate. Ampia scelta di poltrone relax, motorizzate, massaggianti, per la mobilità ed il comfort delle persone anziane. Produzioni per roulotte e camper. Possibilità di richiedere il sopralluogo di un nostro tecnico per consulenza e misure. Pagamenti rateali senza interessi.